La storia di Aziz è la punta di un iceberg, le cui dimensioni sono parametrate alla capacità di accoglienza dei migranti nel bellunese, che è praticamente oramai prossima allo zero. Non si trovano spazi e non sempre la causa è la mancanza di strutture. Quando arriva un immigrato, un giovane che va in questura e la questura gli dà un appuntamento come comprensibile, no? Da qui a 20 giorni, anche a un mese, nel frattempo questo per un mese dove va ad abitare? Qualche volta hanno degli amici, ma è raro, no? O dei conoscenti, e quindi molto spesso dormono tra la stazione e i parchi. Il diacono D'Alfonso dirige la Caritas di Belluno. Il suo incontro con Aziz 2 anni fa, e da allora per il giovane migrante ci fu la possibilità di trasferirsi nel veneziano per un lavoro, un alloggio in un dormitorio della Caritas in terraferma. All'inizio del 2022 Aziz è tornato nel bellunese, il suo riparo di fortuna all'interno del diroccato centro Paludi, da dove in sella alla sua bicicletta si è spostato per cercare un lavoro. Nella zona artigianale e industriale incontra l'imprenditore Pier Vincenzo De Pra, che gli tende una mano e che attiva sin da subito la Caritas. Noi abbiamo immaginato cosa potrebbe essere fatto per lui, cioè intanto individuare un alloggio decoroso, perché lì non riesce neanche a lavarsi, non c'è neanche l'acqua, no? E poi è stato anche al freddo per dei mesi per la struttura, insomma. E soprattutto trovare un alloggio, mentre questo comporterebbe anche la possibilità di avere un contratto di lavoro, perché lo stesso imprenditore sarebbe disponibile ad assumerlo. La ricerca di un alloggio anche temporaneo nella zona fino ad ora non è andata a buon fine. Viene da chiedersi quanto stigma sociale e pregiudizio pesino sul piatto della bilancia. All'apparenza Aziz è felice di vivere al centro Paludi e forse l'idea di una sistemazione lo spaventa perché non ha la capacità economica di sostenerne la spesa. Stiamo cercando di vedere come risolvere in un alloggio temporaneo decoroso e poi anche dopo aver avuto un contratto di lavoro anche una situazione un po' più stabile. Resta per il diacono D'Alfonso urgente la soluzione più in generale del problema dell'accoglienza. C'è bisogno di una presa in carico un po' da parte delle istituzioni, insomma, che è limitata soltanto ad un certo numero di persone, ecco, va detto.